La battaglia di Lepanto, combattuta al largo delle coste greche il 7 ottobre del 1571, è una delle più grandi battaglie navali mai combattute nel Mediterraneo. Dalla parte della flotta cristiana, o meglio delle flotte riunite del re di Spagna e della Repubblica di Venezia, qualcosa come 200 galere, più 6 galeazze, vascelli da carico, da trasporto, imbottiti di cannoni. Dall'altra parte, dalla parte della flotta dell'impero ottomano, anche lì circa 200 fra galere e galeotte. Almeno 3.000 cannoni imbarcati sulla flotta cristiana, molti meno di sicuro su quella ottomana, anche se azzardare delle cifre è impossibile. Più di 100.000 uomini imbarcati da una parte e dall'altra, decine di migliaia di morti. Ecco, raramente si sono combattute nel Mediterraneo battaglie navali che abbiano coinvolto flotte così enormi, così tanta gente e abbiano fatto così tante vittime. È una battaglia che è stata combattuta in modo tutt'altro che inatteso, anzi, almeno nell'Europa cattolica è una battaglia che era aspettata da mesi, potremmo addirittura dire da anni. Era aspettata con ansia, è stata una colossale vittoria, è stata celebrata immediatamente, la notizia ha attraversato in un lampo l'Europa, dappertutto ci sono state celebrazioni, Te Deum, e dunque questa enorme vittoria è rimasta impressa nella memoria collettiva, specialmente appunto in Italia, in Spagna, nei paesi dell'Europa cattolica, ed è rimasta nell'immaginario collettivo. È rimasta nell'immaginario collettivo non tanto come una delle più grandi e sanguinose battaglie mai combattute nel Mediterraneo, quanto come una battaglia, una di quelle battaglie che hanno, come dire, indirizzato la storia del mondo. La Vulgata vede la battaglia di Lepanto come la battaglia che ha salvato l'Europa cristiana, mettendo fine all'espansione dell'Islam, rappresentato in quel momento appunto dall'impero ottomano. E dall'Ottocento almeno, che da noi nell'Europa occidentale c'è questa idea delle battaglie decisive della storia. E le battaglie decisive della storia ai nostri occhi sono poi sempre quelle in cui si ha l'impressione che l'Europa avrebbe potuto essere sconfitta e sottomessa da qualche potenza che veniva da Oriente e invece grazie al valore degli europei e secondo qualcuno anche alla provvidenza, ecco, gli europei in questi casi, in queste battaglie decisive hanno sempre vinto. È il caso della battaglia di Poitiers, in cui Carlo Martello sconfigge gli arabi. Prima ancora era il caso delle vittorie dei greci contro i persiani, a Maratona, a Salamina, e anche Lepanto fa parte di questo canone delle vittorie decisive che hanno salvato l'Occidente. L'Occidente cristiano, oltretutto, e questa è una connotazione molto forte nell'immaginario collettivo. Ancora oggi ci sono associazioni e siti, come dire, di cristiani bellicosi, muscolari, come dicono gli inglesi, che predicano appunto la resistenza a tutti i costi all'invasione islamica e che fanno di Lepanto una bandiera. Ora, gli storici sanno da sempre che c'è qualcosa che non torna in questa immagine della battaglia di Lepanto come una delle battaglie decisive della storia. Non perché non sia stata una grande battaglia, non perché le flotte cristiane non abbiano stravinto, hanno stravinto. Quella sera la potenza navale dell'impero ottomano era annientata e gli spagnoli e i veneziani erano padroni del Mediterraneo. Eppure gli storici sanno da sempre che quella battaglia non ha avuto nessuna conseguenza militare vera e propria. Perché? Perché questa battaglia è stata combattuta nel corso di una guerra che era scoppiata perché il sultano Selim aveva preteso che Venezia gli cedesse l'isola di Cipro. Venezia non voleva cedere Cipro, ha rischiato la guerra, è nata la grande alleanza con gli spagnoli, è stata vinta la grande battaglia. L'anno dopo la guerra non era finita, il sultano non si era arreso, anzi, il sultano aveva di nuovo in mare una flotta, e Venezia, che non ne poteva più di questa guerra che costava troppo, l'anno dopo la battaglia di Lepanto decide che è meglio intavolare trattative col sultano e vedere cosa chiede per fare la pace. Il sultano chiede Cipro, che è quello che voleva fin dall'inizio, e Venezia cede Cipro al sultano, paga i danni di guerra e fa la pace. Insomma, la battaglia di Lepanto è stata persa dagli ottomani che l'anno dopo hanno vinto la guerra.
E quanto al fatto che avessero intenzione di continuare a conquistare il resto dell'Europa e andare ad abbeverare i loro cavalli nelle fontane di Piazza San Pietro, queste sono quelle leggende di cui anche allora l'opinione pubblica si nutriva, ma basta studiare la campagna che ha condotto alla battaglia di Lepanto per capire che le cose non stavano così. Basta verificare che pochi anni prima il sultano Solimano il Magnifico aveva cercato di prendere l'isola di Malta e non c'era riuscito. Basta vedere la fatica che fecero in quella guerra del 1570-71 gli ottomani per sbarcare a Cipro e prenderla. Basta questo per capire che l'idea di un impero capace di mangiarsi l'Europa in un solo boccone è un'invenzione, è una leggenda. Ma sono quelle leggende che appunto a qualcuno piace coltivare. E dunque proviamo a vedere un po' più da vicino come si è arrivati a questa battaglia, che è una delle battaglie più famose della storia e che tuttavia in realtà alla fine non ha deciso niente. Quando si combatte la battaglia, la guerra dura già da quasi 2 anni. E la guerra è cominciata perché il sultano Selim, figlio ed erede del grande Solimano il Magnifico, è stato spinto dai suoi consiglieri e dai militari e dai religiosi della sua corte a fare almeno una piccola guerra per far vedere che l'impero non si è infiacchito. Suo padre Solimano il Magnifico aveva fatto grandi guerre e grandi conquiste. Ma Selim è diverso. Selim è un personaggio che patisce un po' l'ombra del padre. Un ambasciatore veneziano dirà che il sultano Selim riceve gli ambasciatori nella stessa sala in cui li riceveva Solimano, ma non siede nello stesso luogo in cui sedeva suo padre, perché dice che non ne è degno e siede un po' più in fondo, un po' più in un angolo. Il sultano Selim è uno che patisce l'ombra del padre ed è un carattere disturbato. Già quando era principe ereditario, tutto il mondo sapeva che era un alcolizzato, cosa che fra l'altro è abbastanza curiosa per uno che non è soltanto un musulmano, ma che salendo sul trono dell'impero ottomano diventa anche califfo e protettore dei credenti. Ebbene, tuttavia il sultano Selim è un alcolizzato. Dicono gli ambasciatori veneziani che comincia la mattinata con una caraffina di acquavite e va avanti così tutto il giorno. Ed è un uomo bonario e pacifico, a cui la guerra non interessa affatto. Ma intorno a lui ci sono vecchi soldati, vecchi ammiragli, militari, gente che scalpita. E ci sono religiosi che gli dicono che il sultano deve fare grandi investimenti, costruire grandi moschee, e Selim lo sta facendo, e però non le può pagare con i soldi pagati dai bravi musulmani. Per pagare le sue moschee il sultano deve fare grandi conquiste e bottino, e con quello deve pagare i suoi investimenti religiosi. E alla fine il sultano Selim si adatta. Bisogna fare una piccola guerra. Cosa potremmo fare? Una piccola guerra, oddio, una piccola conquista. Se si potesse fare pacificamente, ancora meglio. Questo per la serie L'impero ottomano che voleva conquistare il mondo. Il sultano Selim si accontenta di una piccola conquista per mettere tranquilli i militari e i religiosi. E mette gli occhi sull'isola di Cipro. Lui e il suo gran visir, Mehmet Pascià, uno dei grandi politici dell'epoca, lui e il suo gran visir mettono gli occhi su Cipro, che è possedimento veneziano. Ma i veneziani, che la controllano da un po' di tempo, pagano un tributo al sultano in cambio di questo possedimento. Dunque la teoria è che in realtà Cipro appartiene al sultano. Possiamo richiederla indietro. Quando viene a sapere di queste intenzioni, l'ambasciatore veneziano a Costantinopoli ci rimane malissimo. Cipro è importante per Venezia, è un'importante base navale avanzata dell'impero veneziano. Anche Venezia ha un impero. La battaglia di Lepanto sarà a suo modo una battaglia di 3 imperi. L'impero ottomano, l'impero spagnolo su cui non tramonta mai il sole perché governa anche le Americhe, ma anche Venezia ha un impero, è un impero marittimo, fatto di basi, di porti, di isole, di flotte da guerra e di flotte commerciali. Cipro è un pezzo importante di questo impero. L'ambasciatore veneziano a Costantinopoli, Marcantonio Barbaro, cerca di spiegare al suo interlocutore, il gran visir Mehmet Pascià, che Venezia non può cedere quest'isola, così come se niente fosse. Oltretutto dice, quest'isola, appartiene a noi, è sempre stata cristiana. Il gran visir gli dice che si sbaglia. In passato Cipro è stata occupata dai musulmani. Per decidere la questione mandano a prendere un libro di storia, verificano. Naturalmente ha ragione il gran visir. In passato Cipro è stata dei musulmani e adesso il sultano la richiede indietro. E ridendo, perché sono amici e sono in ottimi rapporti, ridendo il gran visir Mehmet Pascià dice all'ambasciatore veneziano Marcantonio Barbaro: che ne volete fare di quell'isola tanto lontana? Sta a 2000 chilometri da Venezia ed è a 70 chilometri dalle coste turche.
datela a noi, che starà molto meglio. Il governo veneziano deve decidere cosa fare. E molti dicono diamogliela. Non possiamo rischiare una guerra, perché le guerre costano. Abbiamo interessi commerciali enormi in Oriente. Meglio fare un passo indietro. Ma nel governo veneziano ci sono anche dei giovani bellicosi che hanno voglia di menar le mani e di farsi valere e che non conoscono tanto il mondo e che non hanno tanto paura dell'impero ottomano. E alla fine il partito dei giovani a Venezia prevale, si decide la guerra. E dunque la guerra scoppia. E mentre Venezia mette in mare lentamente la sua flotta, i turchi arrivano prima e sbarcano a Cipro. Secondo la leggenda sbarcano un immenso esercito, orde e orde. Noi, andando a vedere da vicino, vediamo le cifre, vediamo le difficoltà enormi di costruire navi da trasporto, di reclutare soldati. Però la forza che sbarca a Cipro è sufficiente perché le guarnigioni veneziane si chiudano nelle loro fortezze, a Nicosia, a Famagosta, e perché in poco tempo tutto il resto dell'isola cada in mano ai turchi. Cipro cade in mano ai turchi anche perché la sua popolazione greca e cristiana ortodossa odia i padroni veneziani e allo sbarco dei turchi gli va incontro a braccia aperte. Dopodiché la forza sbarcata, al comando di uno dei principali pascià del sultano, Lala Mustafa Pascià, considerato da tutti uomo brillantissimo, spiritoso, capacissimo, lo dico perché ne riparleremo fra poco di lui. Lala Mustafa Pascià assedia la capitale dell'isola, Nicosia, la prende. Il comandante veneziano dell'isola, che ha rifiutato fino all'ultimo di arrendersi, viene decapitato e a questo punto su tutta Cipro soltanto Famagosta resiste. Al comando della guarnigione c'è un altro nobile veneziano, Marcantonio Bragadin. E dunque i veneziani sono entrati in questa guerra da soli, ma hanno perso Cipro. E la loro flotta è imbottigliata nell'Adriatico, ha il tifo a bordo, gli muoiono i rematori a centinaia, poi a migliaia, non riesce a spingersi avanti. In questa situazione, a Venezia, qualcuno avrebbe voglia di lasciar perdere e fare la pace. Ma interviene un altro giocatore in questo risico che si sta combattendo nel Mediterraneo orientale. Interviene il Papa, Pio V. Papa Pio V, Michele Ghislieri, è un domenicano, un vecchio inquisitore, un persecutore instancabile di ebrei e di eretici e naturalmente è anche un feroce nemico dei musulmani e dell'impero ottomano. E Papa Pio V intravede nella situazione drammatica in cui si trova Venezia l'occasione per fare qualcosa che sognava da tanto tempo: mettere d'accordo le grandi potenze cattoliche, la Spagna e Venezia, e fare la guerra insieme contro l'impero ottomano, contro il sultano Selim. Non è una cosa facile mettere d'accordo queste due grandi potenze. Venezia e la Spagna sono rivali e non si amano, anzi si odiano. Se una nave da guerra spagnola fa tanto di entrare nell'Adriatico, rischia di essere catturata e con l'equipaggio processato per pirateria e gli ufficiali impiccati sulla costa più vicina. Ma fra queste due potenze che si odiano, la diplomazia pontificia instancabilmente fa la spola e alla fine le convince ad allearsi. È nata quella che viene subito battezzata la Santa Lega e il Papa annuncia la grande notizia ai cardinali dichiarando testualmente che adesso potremo rompere le corna a quell'indomita bestia, che sarebbe poi appunto il sultano Selim. L'ottimismo è al massimo perché effettivamente la flotta veneziana e quella spagnola, messe insieme, saranno molto più forti della flotta turca. Si tratta soltanto di mettere insieme davvero queste due flotte, e non è uno scherzo. La flotta veneziana l'anno prima è stata devastata dall'epidemia, ha perso parecchie galere in piccoli combattimenti, la flotta turca è agguerrita, alla sua testa ci sono le squadriglie dei corsari algerini che sanno fare la guerra in mare quanto e meglio dei veneziani. Il morale a bordo della flotta veneziana è basso. L'ammiraglio che la comandava l'anno prima è stato sbattuto in galera e messo sotto processo. Parecchi comandanti di galera sono stati accusati per corruzione, per inefficienza, sono andati in esilio, non sono tornati in patria. Insomma, è una flotta, come dire, indebolita non soltanto dalla situazione disastrosa e dal tifo, ma dalle polemiche. Quella veneziana che si concentra comunque nella primavera del 71 a sbarrare l'ingresso dell'Adriatico. La primavera, perché naturalmente le galere non navigano d'inverno. Le galere sono barconi
di 40 metri per 5, lunghe, strettissime, stracariche di uomini, possono portare in quei 40 metri per 5 centinaia di rematori, di marinai, di soldati. Sono pesanti, bassissime sul pelo dell'acqua. Alla prima tempesta si ribaltano. Le galere stanno in porto per tutto l'inverno e l'inizio della primavera. Poi, in genere a marzo, meglio ancora ad aprile, ecco, le flotte possono cominciare a uscire in mare. E dunque nella primavera del 71 la flotta veneziana esce in mare, recluta rematori in Dalmazia, nei Balcani, e si concentra a Corfù, che è chiamata all'epoca l'Occhio di Venezia. Corfù che sbarra appunto l'ingresso dell'Adriatico, ma anche l'Adriatico i veneziani non lo chiamano mica così, lo chiamano il Golfo di Venezia. E Corfù è il posto da dove si può, come dire, restare in guardia per vedere se il nemico viene avanti e per vedere se invece i nostri alleati arrivano a unirsi a noi. Perché la flotta spagnola è ancora più lenta a mettersi in mare. La flotta spagnola è più debole di quella veneziana, non ha un grande arsenale come quello di Venezia, ha arsenali più piccoli, inefficienti a Barcellona, a Cartagena, non ha una grande tradizione la flotta spagnola. Bisogna mettere in mare le galere, costruirne di nuove, reclutare equipaggi, reclutare rematori, reclutare soldati, ci vogliono mesi. A occuparsi di tutto è il fratellastro del re Filippo, Don Giovanni, Don Juan de Austria, figlio illegittimo del grande imperatore Carlo V, giovanissimo, poco più che ventenne, una spina nel fianco per suo fratello, il re prudente, perché tanto Filippo appunto è famoso per la prudenza e la calma con cui ragiona sulle cose e la lentezza con cui fa le cose, tanto il fratellino illegittimo, diciamo la parola bastardo come si diceva all'epoca, tanto lui invece è ardente, ansioso, voglioso di gloria, voglioso di far vedere chi è. L'ha nominato comandante della flotta il fratello re, appunto per dargli modo di sfogarsi. Ma anche se Don Juan tempesta ci vuole un sacco di tempo, la Spagna fa le cose lentamente. E intanto la flotta turca esce in mare. La flotta turca costeggia Creta, che è un altro degli avamposti dell'impero marittimo veneziano, anzi è a questo punto perduta Cipro, dove solo Famagosta resiste al comando di Marcantonio Bragadin, perduta Cipro solo Creta costituisce un vero avamposto dell'impero marittimo veneziano, e la flotta turca sbarca a Creta. I montanari cretesi gli vanno incontro entusiasti, con i loro popi in testa, per ringraziare i turchi che vengono a salvarli dai padroni veneziani. È la stessa cosa che era successa a Cipro, ma i turchi non sono venuti per occupare Creta, non hanno artiglierie d'assedio, sono venuti semplicemente a fare una scorreria e poi proseguiranno. E dunque i turchi ripartono e attaccano le isole Ionie, bruciano villaggi e monasteri a Zante, a Cefalonia, e la notizia che i turchi sono arrivati fin lì arriva a Corfù, dove c'è la flotta veneziana al comando di Sebastiano Venier. E Sebastiano Venier è lì con una flotta che da sola è troppo debole per affrontare la flotta nemica. Se fossero arrivati gli spagnoli saremmo più forti e potremmo dare battaglia, ma in questa situazione la flotta veneziana da sola non può dare battaglia. E Sebastiano Venier deve prendere la decisione più difficile della sua vita. Restare a Corfù non si può, bisogna andarsene. Ma dove andiamo? Ci sono due possibilità, e una è di addentrarsi nell'Adriatico e andare a cercare rifugio a Brindisi, restare lì all'imboccatura dell'Adriatico col rischio che il nemico venga avanti e che noi si sia costretti a tornare sempre più indietro e rimaniamo imbottigliati nell'Adriatico con davanti una flotta più grossa della nostra. L'alternativa è abbandonare l'Adriatico, andare a Messina, porto del re di Spagna. Questa è la cosa più sicura per la flotta, ma naturalmente significa che la flotta veneziana rinuncia a difendere l'Adriatico. Sebastiano Venier deve decidere cosa fare. E tutti gli dicono: andiamo a Brindisi, non puoi abbandonare l'Adriatico, cosa diranno a Venezia? Alla fine Sebastiano Venier decide: andiamo a Messina. E intanto cosa fa Don Juan? E Don Juan è a Barcellona, che tempesta, che cerca di accelerare le cose, e finalmente salpa da Barcellona e arriva a fare tappa a Genova, che non è un parte in senso stretto dei domini spagnoli, è una città indipendente, ma è alleata, strettamente alleata del re di Spagna,
I banchieri genovesi sono quelli che finanziano la corona di Spagna, la flotta genovese è una parte importante della flotta spagnola, perciò Don Juan fa tappa a Genova, dove da mesi fervono i preparativi per l'arrivo di questa flotta. Si stanno comprando archibugi e polvere da sparo a Milano, barili di tonno, di formaggio, di pesce salato, di vino, di aceto, un po' dappertutto per caricare a bordo di questa flotta. Sono preparativi che durano da mesi, che comportano un lavoro pazzesco per l'ambasciatore spagnolo a Genova, che infatti in quell'estate comincia a dare segni di squilibrio e deve essere sostituito perché sta impazzendo. E Don Juan dunque arriva a Genova, carica soldati lanzichenecchi, alemanni come dicono loro, reclutati nel Trentino, che sono venuti giù a piedi fino a Genova e alla Spezia per imbarcarsi, e poi Don Juan riesce a ripartire anche da Genova e va a fare tappa a Napoli, altra capitale del dominio spagnolo, dove deve riunirsi con altre galere, quelle napoletane. Tutta Italia aspetta con ansia che Don Juan arrivi a Messina, ma si fa tutto lentamente. Don Juan arriva a Napoli e siccome a Napoli stanno ancora costruendo l'Arco di Trionfo che dovrà accoglierlo quando sbarca, lo pregano di aspettare ancora un giorno o due in mare prima di sbarcare. E nel frattempo Sebastiano Venier è arrivato a Messina e il mondo sta col fiato sospeso, perché è la prima volta nella storia che la flotta veneziana va a mettersi in un porto straniero, a disposizione di un alleato infido che se volesse potrebbe anche fare tutto quello che vuole di quella flotta. È stata una scelta difficilissima andare a Messina e le grane sono continue con le autorità di Messina che non accettano la moneta veneziana, ma Sebastiano Venier tiene duro e aspetta che arrivi Don Juan. E intanto la flotta turca, al comando di Ali Capodan Pascià, è entrata nell'Adriatico e assedia e prende una dopo l'altra varie piccole città sulla costa albanese e dalmata e poi va sotto. Si addentra sempre di più nell'Adriatico, minaccia Zara. A un certo punto minaccia perfino Venezia. A Venezia c'è il panico. Fanno venire truppe dalla terraferma per fortificare il Lido. Fanno venire cannoni. Evacuano le famiglie dei pescatori da Chioggia, perché i corsari algerini sono arrivati anche davanti a Chioggia. E finalmente, intanto, alla fine di agosto del 1571, la flotta di Don Juan è arrivata a Messina e lì sono radunate le 200 galere cristiane. È la fine di agosto. Si sta combattendo questa guerra nella speranza che questa flotta possa ancora andare a Cipro e riprendere l'isola e salvare Famagosta, dove Marcantonio Bragadin sta resistendo. Non è ancora arrivata a Messina la notizia che pochi giorni prima Marcantonio Bragadin a Famagosta si è arreso e ha firmato la capitolazione con l'Alà Mustafa Pascià e poi è andato in pompa magna al campo del Pascià appunto per prendere gli ultimi accordi, e lì, anche se le versioni sono contrastanti, sembra sicuro che Marcantonio Bragadin si è comportato con un'arroganza estrema, ha insultato il Pascià, i due hanno cominciato a litigare furiosamente e il Pascià ha perso la testa, ha stracciato l'accordo, ha arrestato i comandanti veneziani e poi ha fatto giustiziare Marcantonio Bragadin atrocemente, facendolo scorticare vivo. È una notizia che lascerà esterrefatto un po' tutto il mondo. A Costantinopoli in particolare si stropicciano gli occhi e si chiedono cosa diavolo è preso all'Alà Mustafa Pascià per fare una cosa del genere, mai accaduta prima e mai accaduta dopo in occasioni analoghe. Ma intanto le cose sono successe. Però la flotta cristiana a Messina non lo sa ancora e dunque salpano verso oriente con l'idea, se ci riusciamo andiamo a Corfù e se la flotta ottomana è ancora dentro l'Adriatico l'avremo imbottigliata e andiamo a distruggerla, e se no andremo a salvare Famagosta. La flotta cristiana salpa da Messina il 16 settembre. Qualche giorno dopo arrivano a Corfù e arrivati a Corfù scoprono che la preda gli è appena sfuggita, perché anche il Capodan Pascià ha le sue informazioni, ha le sue spie e sa cosa sta succedendo. Sono bastati pochi giorni perché i corsari del Capodan Pascià arrivassero con notizie sicure sul fatto che la flotta cristiana è uscita da Messina e sta arrivando. E perciò Ali Capodan Pascià non è rimasto a farsi imbottigliare nell'Adriatico, se n'è andato, ha fatto vela verso casa. E ormai è al sicuro nella sua grande base di Lepanto, all'interno del golfo di Corinto, dove lo stretto è sbarrato da forti, irti di cannoni. Nessuno può raggiungerlo. E lì
Ali Capodan Pascià comincia a fare i conti, ha fatto una campagna vittoriosa per tutta l'estate, ha saccheggiato, ha conquistato, è carico di bottino, ma ha anche perso moltissimi morti, ha avuto la peste a bordo. Le sue galere sono a corto di rematori, a corto di soldati. E comunque non importa, perché tanto la campagna è finita. Ormai è fine settembre, le flotte tornano in porto a questo punto. La campagna del 71 è finita e Ali Capodan Pascià comincia a licenziare i soldati che hanno voglia di tornare a casa. E poi gli arrivano ordini da Costantinopoli. Il sultano, che anche lui ha le sue informazioni e le sue spie, i suoi rapporti, sa anche lui che una grande flotta dei maledetti infedeli si sta avvicinando alle coste dell'impero. E il sultano sa che è suo dovere proteggere il paese, che è suo dovere proteggere la popolazione dagli infedeli che sicuramente vengono per attaccare, che chissà dove vorranno sbarcare, saccheggiare. Da Costantinopoli partono gli ordini a raffica: evacuare le popolazioni dalle coste, fortificare i punti di difesa e per la flotta uscire in mare ad affrontare il nemico. Quando arrivano questi ordini, il Capodan Pascià e gli altri comandanti della flotta ottomana discutono. Quelli che la sanno più lunga dicono che non è il caso di uscire in mare in queste condizioni. Fra loro c'è il Pascià di Algeri, Uluc Ali, che poi è un pescatore calabrese catturato in mare tanto tempo prima, rinnegato, convertito all'Islam e che ha fatto una grande carriera al servizio del sultano. Il calabrese Uluc Ali dice di no, non dobbiamo uscire, la flotta è troppo debole. Siamo a corto di tutto, di rematori, di soldati. Quegli altri sono più forti. Ma alla fine Ali Capodan Pascià tronca la questione. Gli ordini dell'imperatore sono chiari. Il sultano ha ordinato di uscire in nome della fede per salvare il paese dagli infedeli e dunque dobbiamo uscire. E la flotta cristiana viene avanti. È arrivata la notizia del disastro di Famagosta e della morte del Bragadin. C'è voglia di vendetta, però c'è anche la sensazione che se Cipro è persa, ormai che ci facciamo in mare? Siamo ai primi di ottobre. È ora di tornare in patria prima che comincino le tempeste. E altri dicono no, però non possiamo tornare in patria così come se niente fosse. Andiamo a cercare la flotta nemica. Ma la flotta nemica è al sicuro, a Lepanto. E noi andiamo fin lì. Spingiamoci fino all'imboccatura dello stretto. E se il nemico non osa uscire, torneremo a casa e diremo che abbiamo vinto, perché il nemico ha avuto paura di noi. E così la flotta cristiana fa vela verso Lepanto. E lì, mentre si sta avvicinando all'imbocco dello stretto, all'alba del 7 ottobre, le vedette scoprono le vele della flotta ottomana che sta uscendo dal golfo e si prepara a dare battaglia. E dunque quel giorno viene combattuta una delle più grandi battaglie navali nella storia del Mediterraneo. Viene combattuta con l'artiglieria che spazza la flotta ottomana mentre viene avanti. Anche i turchi hanno i cannoni a bordo, ma i cristiani ne hanno di più, molti di più. E hanno le 6 galeazze veneziane, che sono delle vere corazzate dell'epoca, stracariche di cannoni. Perciò la flotta turca, che è già più debole in partenza, arriva a contatto avendo già subito gravi perdite. Arrivano a contatto perché le galere si combattono schiantandosi le une nelle altre, speronando le galere nemiche nel tentativo di affondarle, cosa che non riesce quasi mai, o perlomeno di bloccarle, di spezzargli i remi, impedirgli di manovrare. E poi quando le galere sono a contatto, tocca ai soldati. Tutte le galere sono stracariche di soldati, ma i cristiani ne hanno di più e sono tutte in armatura e sono armati di archibugio. I turchi non usano armature e hanno pochi archibugieri, una parte dei loro soldati sono ancora armati di arco e frecce. In quelle condizioni la battaglia non ha storia. I cristiani prendono una galera dopo l'altra. Si salta a bordo della galera nemica dopo qualche salva di archibugi che spazza il ponte e poi, a forza di archibugi e di spada, si spingono giù i nemici, li si buttano in mare, li si sterminano. Una galera dopo l'altra viene presa. Migliaia di turchi, soldati, rematori vengono buttati in mare, affogati. I rematori cristiani incatenati ai remi di alcune galere vengono invece liberati. E in sostanza la flotta turca, per usare il linguaggio dell'epoca, viene tagliata a pezzi. L'unico che ne esce con onore è il vecchio calabrese Uluc Ali, che al comando della squadra di Algeri riesce a manovrare meglio dell'ammiraglio genovese Gianandrea Doria che si trova davanti a lui. Per cui Uluc Ali trova un varco, riesce a infilarsi, taglia a pezzi al passaggio qualche galera cristiana, compresa la capitana dei Cavalieri di Malta,
e riesce a tornare con la sua squadretta algerina intatta a Costantinopoli, portandosi dietro il grande stendardo dei Cavalieri di Malta. Ma è l'unico. Il resto della flotta ottomana è annientato. Il Capodan Pascià, Ali, muore nella battaglia. Nel mondo cristiano la notizia della vittoria è salutata con un entusiasmo immenso. La notizia arriva in pochi giorni. Venier manda la sua galera più veloce, che per di più si chiama l'Arcangelo Gabriele, quello che porta le buone novelle, ecco, a Venezia a dare la notizia. E in pochi giorni a Venezia stanno già stampando fogli con il racconto della battaglia, con la mappa della battaglia. Nel mondo cristiano c'è la stampa, che nel mondo musulmano non esiste ancora. E la stampa porta in pochi mesi in tutta Europa la notizia di questa straordinaria battaglia. L'Europa esulta. Ma esulta troppo presto, forse, perché in realtà è ottobre. La flotta cristiana ha avuto perdite gravissime, un'infinità di morti, ha un'infinità di feriti a bordo. Hanno catturato un centinaio di galere nemiche e se le vogliono portare dietro. È un bottino preziosissimo, schiavi, cannoni. È ottobre, piove, il mare è sempre più mosso. Questa flotta vittoriosa, ma carica di feriti e di bottino, per un giorno o due dibatte se andare a Costantinopoli, a cannoneggiare la capitale del nemico. E poi tutti quanti si dicono no, la cosa più sensata è che andiamo in porto e ci spartiamo il bottino. E così la flotta cristiana vittoriosa torna nei suoi porti. A Messina, a Genova, gli ospedali si riempiono di feriti, che poi nei mesi successivi continueranno a morire, oppure a guarire e si ritroveranno sulla strada senza un soldo, fino a quando l'ambasciatore spagnolo a Genova non scrive al re Filippo dicendo mandate dei fondi perché i nostri soldati quando guariscono e escono dall'ospedale non hanno neanche un paio di scarpe. E nel frattempo si fanno i piani per l'anno prossimo. L'anno prossimo sì che andremo a Costantinopoli e anche a riprenderci Cipro. Ma durante quell'inverno il sultano, dimostrando le energie sbalorditive che l'impero ottomano è in grado di mettere in campo quando ce n'è bisogno, nel corso di quell'inverno il sultano fa costruire un'altra flotta. Recluta i soldati, recluta i rematori. È una flotta improvvisata, fatta con legno verde, scadente, con pochi marinai esperti, ma è una flotta ed è in mare. Nella primavera del 1572, quando le flotte escono di nuovo dai porti, veneziani e spagnoli scoprono che non sono padroni del mare come credevano di essere. Davanti a loro c'è una flotta grande quanto le loro. Ed è in questo momento che i veneziani decidono che di questa guerra ne hanno abbastanza. E intavolano le trattative di pace e cedono Cipro al sultano Selim, lasciando il re di Spagna Filippo, il quale all'inizio quell'alleanza con Venezia non voleva farla e aveva detto ai suoi consiglieri io lo so che prima o poi questi mi mollano, testualmente. E infatti i veneziani mollano il re Filippo e lo lasciano a continuare a combattere ancora per qualche anno questa guerra inconcludente e che non porterà a niente. La battaglia di Lepanto, da un punto di vista pratico, non ha cambiato le sorti della storia.